Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Ricordiamo ancora la terribile tempesta del Vaia, accaduta nel 2018, e oggi a raccontarci la sua esperienza è Marco Martalar, artista veneto che ha creato il famoso Leone alato del Vaia, un'opera ricca di emozione e di significato che ha girato il mondo. Fatto con i legni degli alberi abbattuti, ci accompagnerà in questa puntata per scoprire anche come nasce questo progetto. In questo terzo anniversario della tragedia, le ferite provocate non si sono ancora del tutto guarite. Perciò crediamo che sia importante continuare a raccontare l'impatto di questa tempesta, così non viene mai dimenticata. In tanti dei nostri ascoltatori qui su Radio ABM, Voci delle Dolomiti, ricordano bene quelle giornate. Le notizie dell'ondata di maltempo nel nord Italia arrivavano anche alla fine del mondo. La sera del 28 ottobre 2018, fortissime piogge torrenziali e raffiche di vento simili a un uragano hanno colpito duramente l'area dolomitica del Bellunese e dintorni. Si calcola che si sono persi 42.500 ettari di foreste e oltre 9 milioni di metri cubi di legname sono stati abbattuti. Fortunatamente questo periodo di emergenza del coronavirus ha rallentato un po' i lavori e si continua con forza per poter recuperare il territorio. Però la tempesta Vaia continua ad essere presente tramite i segni lasciati sul territorio del grande e ricco arco alpino. Con linee telefoniche interrotte, mobilità bloccata e senza elettricità, sono state alcune delle località del Bellunese a subire le conseguenze peggiori, come smottamenti che provocano isolamenti lunghi per diversi giorni. Per tante persone, però, il Vaia è stata un'occasione di rinascita, di recuperare e di ricostruire un rapporto nuovo con un territorio che aveva già cambiato per sempre. Una di queste persone è stato Marco Martalar. Lui, col suo arte e ingegno veneto, è riuscito a dare vita a un leone alato, tutto di legno, che nasce dagli alberi sradicati del Vaia. Marco ha voluto dare un segnale e creare un simbolo della grinta veneta, di rinascita, ed è che il clima sta cambiando. E lui lo fa con sketchi e rami di alberi schiantati. Ciao Marco, benvenuto. È un piacere averti oggi qui con noi. Perché non ci racconti qualcosa su di te? Così i nostri ascoltatori ti conoscono e dici da dove ci stai salutando ora? Salve a tutti, sono Marco Martalar, un caro saluto dall'altopiano di Asiago di 7 comuni e, nella provincia di Vicenza. Sono un artista che vive qui, in un paesaggio boschivo, non so se conoscete l'altopiano, praticamente è un altopiano. E niente, lavoro qui come artista scultore da molti anni. Sono nato e cresciuto in questa terra. Ricordiamo oggi il terzo anniversario del Vaia. Tu ci puoi raccontare come hai vissuto tu la tempesta? Come è iniziata la sera del Vaia? La sera di Vaia è stata un po' strana, c'era tutto il cielo giallo e non si capiva bene cosa stava succedendo. Poi a un certo punto si è alzato il vento, le piante andavano ovunque e faceva un po' paura. In realtà poi siamo rimasti tutti senza corrente, non si sapeva più, non si poteva più comunicare, neanche telefono né niente. E niente, e praticamente siamo rimasti isolati. I giorni successivi mi sono reso conto che le piante, i boschi si vedevano a vista d'occhio che erano caduti. E non si poteva praticamente entrare e per 2 mesi hanno vietato l'entrare nel bosco perché si diceva che era pericoloso. E poi in 3 anni hanno tolto tutto il legname, l'80% è stato tolto, sono arrivate ditte da ogni dove, Austria, Romania, Slovenia, Svizzera, e lentamente hanno tolto tutto, adesso praticamente rimangono solo delle radici e un sacco di materiale per terra inerme che andrà a marcire lì sul posto. E in futuro si sta pensando di ripiantare alberi, però anche di altre specie, non solo abete rosso. Adesso, sono diventate delle zone come non dico attrazione turistica, ma molte persone le vanno a vedere queste zone così tanto colpite. Qui noi abbiamo Marcesina, uno dei punti più colpiti, poi c'è stata tutta la valle del Bellunese
con le varie vallate, il Trentino, l'Alto Adige, tutti abbiamo subito questo grande danno forestale. Raccontaci un po' della tua arte. È stata sempre collegata al legno? Stai lavorando su altre opere, come per esempio, oltre al leone, hai fatto il Gallo del Vaia. Raccontaci. La mia arte, tutto quello che è il mio lavoro artistico, il mio percorso artistico, è sempre stato legato ovviamente a questo materiale. In realtà non è che ho delle opere che... Sì, qualcuna in più, ovviamente il leone, altre opere che sto facendo adesso, ma io non mi soffermo mai su quello che ho già fatto, ammiro quello che ho già fatto. In realtà non sono mai felice di quello che riesco a concludere. È sempre l'opera che sto facendo e quella ancora che dovrò fare, quella che- che mi stimola di più. È come una continua sfida con me stesso, il mio sentire, quello che sento dentro, perché poi alla fine tutto si riduce a quell'attimo. Sei stato l'autore di un'opera particolarmente sentita, un leone di legno fatto con gli alberi lasciati per terra dalla tempesta Vaia. Raccontaci come ti è venuta questa idea del leone alato, dove lo hai costruito. Poi sappiamo che è diventato pure un simbolo della rinascita dopo la tempesta e che è volato fino a Venezia. Perché non ci parli? Praticamente da quando ho iniziato questo lavoro il legno è sempre stato il centro della mia attività. Ho cominciato con le prime opere così a togliere, cioè da tronco si toglie il materiale in più. Poi, 3 anni fa, quando è arrivata la tempesta Vaia che ha distrutto 20 milioni di alberi, insomma, ha fatto una tempesta che ha soffiato più di 200 km all'ora. E niente, per noi qui in montagna è stata un vero colpo allo stomaco. E quando poi ho cominciato a girare i boschi, vedendo tutti questi boschi devastati, ho cominciato a raccogliere i primi pezzi di legno, eh, tutti questi schianti, pezzi rotti per terra. In pratica mi è venuta l'idea di, invece di togliere, di mettere. E praticamente mi sono messo a costruire questo enorme leone alato, come fosse un simbolo importante al ricordo di quello che era successo. E come avete potuto vedere, il leone, che è andato anche a finire la mostra del cinema di Venezia, è diventato un po' un simbolo per noi qui in montagna. E adesso, da quest'opera in poi, ho potuto sviluppare ancora questa tecnica e continuare sotto forma di questa arte qui. Si possono costruire opere molto grandi, eh, anche svariati metri, e adesso sto collaborando con più comuni della zona o anche all'estero, come ultimamente sono stato in Finlandia. Mi piace molto questa tecnica qua perché ridà vita del materiale che andrebbe a marcire nel bosco, perché ovviamente non c'è nessun interesse di usare questo materiale qui. Marco, è stato un piacere averti sentito oggi qui con la tua storia, con la tua esperienza col Vaia. Vuoi inviare un saluto per tutti i veneti, i bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo ora su Radio AVM, ma non senza prima dirci dove trovarti sui social e poter così anche vedere la tua arte? Se volete vedere tutto quello che faccio, basta digitare su Google Marco Martalar e vi esce tutto, video, foto, tutto il mio operato. Poi vi volevo dare un saluto e spero un giorno di poter venire a trovare quella magnifica terra dove abitate. Ciao a tutti! Grazie mille Marco, certo che ti aspettiamo anche qui, alla fine del mondo, ma anche in tutta America. È stato veramente un piacere per noi sentirti. Grazie per condividere con noi la tua storia, l'arte tramite le parole e le foto che anche ci hai inviato.
Ti aspettiamo in una nuova puntata dove continueremo a scoprire e conoscere ancora di più di altri tuoi progetti artistici. Intanto, cari bellunessi nel mondo, io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.